Carissimi, buona giornata. Come vedete, oggi siamo in collaborazione e in compagnia di Confcommercio Unione Venezia, quindi parliamo di un'iniziativa importantissima che si svolge a livello nazionale per la legalità. Legalità come? In che termine? Tutti siamo responsabili della legalità, perché se ognuno nel proprio piccolo, nel proprio ambito seguisse determinati dettami che in parte dovrebbero venire dalla propria coscienza, ma anche dal vivere civile e dalle regole del buon vivere, non ci dovrebbero essere tanti problemi di legalità. Purtroppo nel nostro paese non è così. E allora cosa succede? Che dei comportamenti che vengono a volte presi tanto alla leggera ingenerano una catena di situazioni poi anche con ricadute economiche veramente incresciosi e molto gravi. Sembra una stupidaggine, ma non è così. E fate attenzione per quali ragioni e perché, come muovendo a volte appoggiando una mosca si appoggia su un ponte e provoca il crollo del ponte. È un fenomeno fisico, ma in realtà ci sono delle ragioni ben spiegabili. È stata organizzata questa mobilitazione che nella fattispecie si svolgerà, di quella di cui noi parliamo, si svolgerà a lunedì a Mestre alle ore 11, dalle ore 10 anzi alle ore 13. Noi vogliamo capire perché questa giornata nazionale della mobilitazione dedicata al tema legalità mi piace, cosa vuole sensibilizzare negli animi dei cittadini. Il concetto è semplice, ma nel contempo implica un po' la vostra attenzione, la vostra partecipazione, perché come sempre potete mandare i vostri messaggi, potete telefonare, oppure successivamente alla trasmissione potete scrivere, perché come sapete abbiamo aperto questa nuova mail che consente anche a voi di interagire, di dire la vostra opinione su tutto quello che noi andiamo ad affrontare con i nostri ospiti. Poi noi naturalmente avremo anche la cura di ricontattare gli ospiti e di fare le vostre segnalazioni. Francesco Antonic, vice direttore Confcommercio Unione Venezia, ben arrivato qui con noi. E ben arrivato anche ben ritornato Gabriel Giannino, presidente Federazione Moda Italia Venezia e componente della Giunta Nazionale Federmoda Italia. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora, cosa vuol dire legalità mi piace? Io vedo abusivismo, vediamo, ecco la locandina se gentilmente dalla regia la mettono anche in onda, abusivismo e contraffazione, criminalità, frodi e sofisticazioni, mercato nero, pirateria. Questo è l'elemento portante di questa campagna nazionale. Su che cosa puntate? Legalità mi piace non è solo uno slogan, vorrebbe essere un programma che Confcommercio nazionale, Confcommercio Imprese per l'Italia, propone per coinvolgere tutti i cittadini e naturalmente tutti i suoi operatori. Vuole essere un programma perché la legalità è in questo momento per il Paese forse l'unico vero asso nella manica che abbiamo per iniziare a riprendere lo sviluppo, per iniziare a ricostruire insieme questo Paese. Cominciando proprio da quelle che sono le cose anche più semplici, e cioè notare tutto ciò che c'è di illegale tra di noi, anche nella vita quotidiana, e perché no, proprio cominciando da quella che è la produzione abusiva di oggetti, la vendita abusiva, tutto quello che appunto vediamo avvenire intorno a noi, e molto spesso noi ne siamo taciti complici a volte per tanti motivi. Ebbene, questa giornata che si svolge a livello nazionale ma che vedrà poi coinvolte tutte le province d'Italia, e appunto a Mestre si terrà nell'auditorium della provincia dalle 10 alle 13 la sede per quanto riguarda Venezia, vuole appunto gettare un sasso nello stagno e mobilitare innanzitutto le coscienze sia degli operatori, dei negozianti, di coloro che lavorano e producono servizi e vendono beni, ma anche vuole gettare un sasso nello stagno della coscienza di ciascuno di noi cittadini, che ogni giorno ci troviamo a dover acquistare qualche cosa che forse non è proprio secondo la legge. L'esempio più eclatante che viene, perché tanti collegano abusivismo, il venditore ambulante. Beh, non c'è solo quello, ci sono anche molte attività che vengono esercitate in maniera abusiva. Sapevo la stampa è piena, ma ci sono anche organizzate, ci sono anche dei segmenti che magari non fanno magari parte della nostra vita quotidiana. Pensiamo un attimo anche quando andiamo magari in qualche città storica, possiamo incontrare addirittura la guida turistica abusiva, piuttosto che anche qualcuno che pensiamo stia vendendo in quel momento secondo le regole, ma in realtà non ha autorizzazione, eccetera, anche se magari ci può sembrare
un negoziante o un ambulante normale. Anche nel nostro territorio, quindi. E questo direi interessa tutta l'Italia e quindi anche il nostro territorio, anche le nostre città. Per quel che riguarda il settore moda, e qui andiamo anche nello specifico, voi in particolar modo ne siete danneggiati perché c'è un danno, questo è importante far capire ai nostri telespettatori, e dopo vediamo perché magari uno avvantaggia questo fenomeno per un'utilità personale di risparmio sostanzialmente, con poco ottengo tanto quanto potrebbe essere il vero. In realtà che cosa c'è? Ma in realtà è una colossale truffa, diciamo, messa in piedi da organizzazioni spesso criminali che si attivano sul territorio per collocare una serie di prodotti che spesso vengono fatti all'estero, addirittura qualche volta anche da aziende italiane che riescono a produrre con il 10% di quello che costa fare determinati prodotti in Italia. Spesso la moda è coinvolta, anzi direi che fra il contraffatto, diciamo nella sua globalità, la moda incide con sicuramente una percentuale molto più alta. Cos'è che succede? Che noi comperiamo determinati capi griffati che magari non rispettano la normativa della produzione europea, per cui ci si trova a comprare un capo che magari è colorato con coloranti tossici. E questo è bene che il cliente lo sappia, che il consumatore lo sappia, perché questi coloranti in Italia e in Europa sono stati banditi 40 anni fa, 50, quindi noi in assoluto non li possiamo usare. Dobbiamo pensare che per colorare una maglietta che parte dal colore grigio, per colorarla in Italia e in Europa può costare fino al 70% del prodotto, mentre colorarla per esempio in Cina o in qualche altro posto dove si possa fare la stessa cosa può costare il 5% del prodotto, quindi deve essere ben comprensibile. Possiamo arrivare... Ed costa di più perché tra l'altro sono prodotti di colorazione che danno certe garanzie di durata ma anche e soprattutto di atossicità, questo è importante. Esattamente, no? E stavo per l'appunto arrivando, c'è il problema della salute. I prodotti che comperiamo a basso prezzo, contraffatti così, spesso sono tossici. Tossici per l'appunto perché vengono usati prodotti che sono stati banditi dal mercato internazionale riferito all'Europa, ma non sono stati banditi, diciamo, da determinati paesi che per leggi di interscambio possono purtroppo, e qui dovremo lavorare anche a livello europeo, possono purtroppo immettere sul mercato europeo e nazionale prodotti tossici. Per esempio la maglia, se non è trattata come deve essere trattata con prodotto regolare, può creare allergie per arrivare fino a tumori della pelle, per cui bisogna stare ben attenti, diciamo, a quello che si va a comprare. E per esempio nei cosmetici o negli accessori di abbigliamento ci sono problemi similari, perché il cosmetico può avere, diciamo, degli ossidi di mercurio, dei veleni pesantissimi, a volte è persino facile produrli perché costa molto meno, i risultati sono eccellenti anche in termini estetici, però la tossicità è altissima. E allora arriviamo a questo punto, poi andiamo ulteriormente ad approfondire. Abbiamo una telefonata. Pronto? No. Pronto? Da dove chiama? Da Parma. Sì, prego. Salve. Senta, io nel 2007 ho vinto una causa civile Sì. al 100%, cioè l'ho vinta. Sì. E mi dovevano essere dati dei soldi che ad oggi ancora non ho visto. Ci sono state due, come si chiama? Scusi, una causa civile per cosa? Per che cosa? Perché stiamo parlando qua di per un abusivismo. divorzio. Ah, per un negozio. Sì. Divorzio. Ah, divorzio. Ma stiamo parlando di commercio, signora. Ecco. Sì, no, ma il commercio, signora, ce l'ho avuto prima perché purtroppo quel mafioso che ho dovuto sposare per mafia mi ha avuto il coraggio di aprirmi un negozio e io neanche lo sapevo. Ero a Roma. Sì, la domanda che pone i nostri ospiti qual è, signora? Allora, io voglio capire per quale motivo dicono che abbiamo tutti il diritto, perché la legge è uguale per tutti e la legge non è uguale per me che ho ragione. Come devo fare? Grazie, signora. Allora, nella fattispecie in questa domanda difficilmente possono rispondere, penso, i nostri ospiti, perché stiamo parlando di commercio, ma lei la questione è un po' traversa. No, il commercio c'è stato a Roma. Sì, no, ma infatti non sono avvocati, stiamo parlando proprio di attività abusive di commercio.
Ah beh, infatti signora, io avevo un'attività abusiva e non sapevo neanche di averla. Ah, ho capito. Va bene, Ecco. perfetto. Questa è un'altra questione, benissimo, ho capito la questione. Grazie signora, vediamo di capire. La signora aveva in famiglia un'attività abusiva di commercio e non ne era consapevole. Ecco, questo può essere il classico esempio di collocazione sul mercato di prodotti abusivi. Il problema da superare qual è? Il consumatore deve stare attento perché non può sapere se è abusivo o meno, quindi uno degli strumenti più importanti è sicuramente l'etichetta del capo. Noi come Confcommercio e Federazione Moda Italia abbiamo promosso alcune attività che poi sono state ricondotte in Parlamento, sono diventate leggi, e per cui il prodotto deve essere innanzitutto tracciabile, quindi nell'etichetta dobbiamo controllare chi ha fatto il prodotto. In etichetta adesso deve esserci scritto. Dobbiamo capire di che cosa è fatto, quindi se è lana, se è cotone. Queste edizioni devono essere scritte in italiano, così come le percentuali. Quindi dobbiamo verificare tutte queste cose qua. Molto spesso il prodotto contraffatto non porta un'etichetta regolare, per cui è facile anche riconoscerlo. Poi, se il commerciante è serio, deve garantire che le sue etichette siano tutte autentiche. Per cui ci sono i fornitori diversi dei sistemi. negozianti, un po' per capire, perché effettivamente anche alcuni che sono dediti a questa attività ci seguono. I fornitori dei negozianti in generale sono controllati, perché non è che il negoziante ha lo scibile umano che è una persona estremamente esperta, è una persona tranquillissima che magari anche di cultura media, medio-bassa, non deve essere un laureato, può avere questo tipo di certezza. Come fa a rivolgersi a quel fornitore, sapere che non viene frodato? Allora, prima di tutto siamo noi commercianti che paradossalmente dobbiamo garantire il consumatore su quello che gli vendiamo. C'è una responsabilità qui. Assolutamente, verso il consumatore siamo responsabili noi. Noi dobbiamo rivalerci poi verso chi ha prodotto il capo, quindi è anche vero che il commerciante, se è un commerciante attento, onesto e accorto, il prodotto che vende si accerta bene da chi lo compra, per cui anche qui ci si deve accertare chi vende il prodotto sul mercato, per cui se io sono un commerciante che ho un negozio in sede fissa, non mi metto alla pari, con tutto il rispetto, di quel commerciante magari extracomunitario, con tutto il rispetto per gli extracomunitari che vende in spiaggia determinati articoli che magari l'etichetta non ce l'hanno regolare oppure non ce l'hanno proprio. Ecco che allora bisogna identificare il prodotto che può essere a posto e quello che non può essere a posto. Certo, quindi questo è un aspetto importante. Questo è un aspetto importante. Noi cosa abbiamo fatto per dare una soluzione a questo problema? Abbiamo proposto un kit per l'etichettatura con il quale il commerciante viene sostanzialmente sollevato da quelle problematiche, quelle responsabilità che può avere in caso che l'etichetta non fosse regolare. E le sanzioni che il commerciante è chiamato a pagare, e i controlli ci sono e li fanno ormai sempre più spesso, vanno dai 3.000 euro fino a 50.000 euro, per cui le sanzioni sono pesantissime anche per il commerciante, quindi abbiamo una responsabilità soggettiva del commerciante. Ecco, questo kit sull'etichettatura garantisce il commerciante verso il produttore, per cui il messaggio che rivolgiamo ai commercianti è di rivolgersi alle proprie ASCOM che questo kit ce l'hanno, per cui se c'è qualche problema nell'etichettatura il commerciante è in grado di tutelarsi verso il suo fornitore, così che poter garantire assolutamente il proprio cliente. Perfetto. I clienti che strumenti hanno a questo punto? Che cosa si può dire, anche semplicizzando al massimo, perché non incappino in situazioni, magari non vogliono farlo, però ci cascano? Allora, va detto che la normativa, la legge è estremamente corposa e complessa. Però è anche vero, ad esempio, il codice del consumo, che è un valido strumento proprio per il cliente consumatore, per l'utente, che copre addirittura tutta una serie di acquisti, addirittura gli acquisti online, piuttosto che non solo gli acquisti vis-à-vis. E tutto sommato non è neanche una legge molto difficile da leggere, quindi anzi lo invito ci sono anche degli opuscoli distribuiti dalle associazioni di categoria piuttosto che dalla Camera di Commercio eccetera, oppure sui siti internet. Quando usiamo internet intelligentemente ci sono anche queste preziose informazioni, e quindi questo è già un ausilio estremamente importante che ha in mano il cliente. E poi ci sono
tutta una serie di schede che si possono anche consultare, anche queste su internet, sui vari siti istituzionali, che mostrano proprio come deve essere un'etichetta, quali devono essere le caratteristiche principali. Quindi di fatto il consumatore non è che sia del tutto sprovvisto di strumenti. Diverso è chiaramente uno si trova in un negozio, compra una cosa, non è che va a vedersi il codice piuttosto che, a meno che non sia un amante di queste cose. Però è anche vero che se un acquisto non ci convince, possiamo ovviamente in qualche maniera rivolgersi al nostro venditore, possiamo far verificare che quel capo sia effettivamente corrispondente alla verità per quanto riguarda l'etichetta, no? Quando l'etichetta certo. è una cosa, è la carta d'identità del prodotto, qualsiasi prodotto esso sia, e naturalmente non può essere un falso. Quindi una delle cose che possiamo dire è che i consumatori devono essere molto attenti, molto vigili, e devo dire che l'attenzione in questi ultimi anni è cresciuta molto, grazie all'attività delle varie associazioni. Sì, no, stavo leggendo i messaggi, certo. che parla appunto 3 file di extracomunitari per tutto, e arriva al mare di abusivi. Sì, qua potremmo tirare fuori fotografie, immagini. Ecco, quindi direi che il consumatore sarebbe tutelato. Dico sarebbe perché effettivamente forse anche in Italia dovremmo crescere un po' insieme tutti quanti e imparare ad usare questi strumenti senza paura e con convinzione. Ecco, rifacendo un po' i messaggi dei nostri telespettatori, infatti un po' due simili, eccetera, degli abusivi che vedi in giro. Il cittadino che dice, ma se non c'è nessuno che interviene, posso farmi io anche segnalatore di questa situazione che mi dà fastidio, che mi urta, io sono magari per la legalità, però mi sento invaso da queste cose qui. Cosa può fare il cittadino? O che ravvede un'attività abusiva, la signora magari di prima, cioè io ho scoperto che in famiglia ho avuto questa attività abusiva, dopo per carità il tutto si è risolto in una causa che è anche perso di carattere civilistico, matrimoniale, però dice, ma è mai possibile che la legge non sia uguale per tutti? Questa persona aveva fatto una frode alla legge e l'ha passata per altri versi. Che strumenti ha il cittadino? Ma il consumatore si deve sicuramente rivolgere subito alle forze dell'ordine, che avranno sicuramente una risposta giusta. Quindi questi bagnanti di sottomarina che cosa avrebbero dovuto fare? Chiamare i vigili? Ma avrebbero dovuto certamente chiamare i vigili. È anche vero che le forze dell'ordine a volte sono sotto organico, possono fare quello che possono fare. È anche vero però che diciamo che l'organizzazione che ci siamo dati attraverso le Camere del Commercio, attraverso la Regione Veneto, attraverso i comuni stessi, ha consentito di intervenire, diciamo, con risultati tangibili su questo fenomeno, nel senso che si punta di più non solo e non tanto sulla sanzione, diciamo, sia a chi compra che a chi vende, quanto sul sequestro della merce. Quest'anno è stata sequestrata moltissima merce. Che fine fa poi? La merce viene distrutta praticamente. Okay. Quindi diciamo che il cittadino extracomunitario, chi che sia che vende nelle spiagge, non teme tanto la contravvenzione, perché poi non la paga. Perché certo, essendo nulla tenente la contravvenzione poi non la paga. È il sequestro della Diverso merce. teme molto di più il sequestro della merce. Per cui diciamo che da Bibbione a Jesolo a Venezia sono stati fatti moltissimi sequestri di merce quest'anno. Addirittura a Venezia si è puntato attraverso agenti in borghese a dare una soluzione diversa, diciamo, non solo al sequestro, arrivare al sequestro della merce e quindi anche poi ad attività comunque sanzionatoria, ma si è arrivati a colpire, diciamo, i depositi di merce, quindi gli agenti sono arrivati a volte magari anche nel territorio padovano, dove ci sono molte distribuzioni di questi tipi di prodotti taroccati, sono arrivati a fare dei sequestri importanti. Perfetto. Detto questo, andiamo pochissimi secondi in pubblicità, se poi volete approfittare con le vostre telefonate, i vostri messaggi, noi cercheremo di darvi risposta.